Ok. Scusate, era entrata la telefonata di uno importante. Adesso si sente adesso, scusate, benissimo. Scusate, era entrata la telefonata di uno importante, quindi evidentemente ha bloccato il microfono e così di questo tipo, ma devo finire con voi prima di chiamare quello importante. Allora, il punto però, eravamo più o meno ai saluti, direi. Il punto è uno, mettere in circolazione subito i soldi, non li trovano inanetti, servono necessariamente per mantenere quel minimo di coesione sociale, minimo di coesione sociale, il tavolo che va fatto per riuscire a decidere come muoversi e come reagire e come impostare il discorso sull'Europa, è giusto che si allarghi anche a persone che hanno un po' più di esperienza. E quindi quando Salvini cita Draghi, cita Ricolfi, cita Tremonti, cita Sapelli e cose di questo tipo, perché mi sembrerebbe opportuno che a un tavolo in cui ci sono questi personaggi, secondo me è più qualificato rispetto a un tavolo in cui noi dobbiamo andare a parlare con D'Incà e la Castelli, con tutto il rispetto che si può porgere per la Laura Castelli o D'Incà. Secondo me questi hanno un po' più di esperienza, poi ci si mettono tutte le tare possibili, perché sappiamo benissimo di chi parliamo, sappiamo benissimo di tutto, però in una maniera o nell'altra queste persone, non una, quindi non Draghi, ci buttiamo nelle mani di Draghi, ma queste persone che rappresentano il massimo dell'esperienza italiana nei confronti anche delle relazioni internazionali, beh, io ripeto, andare a un tavolo del genere e parlare di cose con Tremonti piuttosto che andare a parlare di cose con D'Incà o qualche altro del 5 Stelle, secondo me è meglio. E bisogna parlare di queste cose, cioè di cos'è la strategia globale, non se vogliamo fare le cose insieme. Se altrimenti invece vogliono continuare a fare le cose da soli, è inutile che si parli di condivisione, è inutile che si parli di facciamo le cose assieme. Altra cosa invece immediata che ha citato Salvini e che va fatta subito è mandare avanti molto velocemente, una volta che abbiamo visto che il rischio è quello, mandare avanti molto velocemente la mia PDL di interpretazione autentica sulle riserve auree. È già stata esaminata in Commissione Finanze alla Camera. Adesso Presidente della Commissione Finanze è Trano dei 5 Stelle, era dei 5 Stelle, ma quando è stato eletto l'hanno espulso, ma è uno che capisce, secondo me, credo che capisca l'importanza della questione. È già anche arrivato il parere della Banca Centrale che aveva chiesto quella piccola correzione, la Banca Centrale Europea che con molto disagio, credo, da parte di Banca d'Italia aveva proposto, invece che cassare tutta la proposta, aveva proposto una piccola correzione che per me era accettabile. A questo punto facciamolo subito. Era prevista, calendarizzata per settembre, poi le note vicende hanno fatto slittare tutto, ma è una cosa molto semplice, un'interpretazione autentica, non c'è bisogno di chiedere niente a nessuno, non c'è bisogno di chiedere all'Europa, anzi l'abbiamo già chiesto perché è arrivato il parere della Banca Centrale. Adesso se l'amico Raffaele Trano la mette in votazione bisogna calendarizzarla e portarla velocemente in aula, tanto è una micro proposta, sono poche righe ma significative, perché vedete bene che significherebbe molto banalmente ribadire che le riserve auree depositate in Banca d'Italia non sono dell'eurosistema, quindi non sono potenzialmente della Lagarde, che le hanno solo in deposito, ma i proprietari siamo noi, vale a dire tutti i cittadini italiani. Per cui credo che questa cosa vada fatta molto molto velocemente. Adesso appena posso mettermi d'accordo con Raffaele Trano lo facciamo, perché bisogna semplicemente fidarsi è bene, ma non fidarsi è molto meglio, e con gli Zanda in circolazione molto meglio sistemare le cose subito, perché altrimenti i rischi sono irreparabili.
Nel frattempo vi ringrazio e le cose da fare sono queste tre. Sono in ritardo clamoroso e purtroppo più di tanto non possiamo fare, più di dirglielo. Partecipiamo a tutto, partecipiamo ai tavoli, partecipiamo alle cose, glielo diciamo, glielo annunciamo, glielo spieghiamo. O fanno loro il passo decisivo e capiscono che non va bene così, che non va più avanti bene così, altrimenti ci sarà la gente per le strade e non conviene a loro e non conviene a noi, sinceramente. Non è che perché che godo nel vedere uno che al governo fa tante scemenze da mettere la gente nelle strade, perché la gente nelle strade significa sofferenza, significa angoscia, e mi sembra che ce ne sia già abbastanza di sofferenza e angoscia di questi tempi. Quindi io scusate, ho visto, io sono qui anche, ci sono i miei genitori in questa casa, sono in ottima salute fortunatamente. L'altra sera hanno guardato una trasmissione alla sera dove c'era descrizione in dettaglio di gente che piangeva di come, perché il coronavirus, i polmoni, sembra di annegare, cose di questo tipo. Ma scusate, ma voi vi immaginate, loro hanno la fortuna di avere qui me e i nipoti, ma immaginate quanti anziani soli in casa con il rumore delle ambulanze, con la televisione che ti racconta il polmone che collassa. Ma dico, cioè, calma, calma, cioè veramente bisogna fare subito in fretta, dare sicurezza alla gente, dargli in mano quei soldi che bastano per far sì che non abbiano da preoccuparsi per il cibo. Presentarsi e ricominciare a ragionare sulla rinascita. Diamo in televisione un pochettino anche di immagini del dopoguerra, facciamo vedere cos'è stato il miracolo economico, facciamo vedere le nostre industrie come ci avevano portato a essere una grande potenza industriale mondiale grazie al nostro ingegno, e grazie a quel ingegno e grazie a quella possibilità di rinascita che quelle riserve auree si erano costruite. Quindi vediamo di non essere da meno dei nostri nonni, che in questo momento invece sono in casa a preoccuparsi, e non mi sembra che gli stiamo facendo un buon servizio.